Bene, eccoci qua per questo secondo spazio del memento di questa puntata di TV7 Match di oggi. Allora Ermanno, questa sera abbiamo una buona notizia. La settimana scorsa ci eravamo occupati del rapporto tra cittadini e banche, avevamo parlato di usura bancaria contrattuale. Ecco, una situazione, un reato che aveva portato a un processo. C'è stata la sentenza e diciamo che la sentenza è stata, come dire, positiva per quanto riguarda il nostro ospite. Sì, finalmente abbiamo avuto questa, ormai durava da anni, il rischio che venisse accusato di tante cose, ma diciamo che alla fine la giustizia ha avuto il suo corso e è giusto che sia così perché si solidifica un principio fondamentale, cioè i cittadini che si fidano, che sono costretti a usare le banche. Perché mica sempre non si può tenere i soldi a casa, li mettiamo nella banca. La banca deve essere un sito sicuro dove io posso accedere alle mie risorse e non venire imbrogliato dai funzionari o comunque dalla direzione della banca. Ovviamente non tutte le banche agiscono in questa maniera, ma spesso succede, l'abbiamo visto, Popolare di Vicenza piuttosto che altre banche, eccetera. Di conseguenza è successo appunto che il nostro ospite è tornato vittorioso. Prego. Alfredo Bellucco, presidente veneto dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Allora. Eccomi qua. Allora, dal punto di vista penale la cosa è andata bene perché io ero accusato, come avete detto, di violenza privata e diffamazione e il giudice ha detto che non sono colpevole. Ma la cosa non era basata sulle mie azioni, era basata su quello che la banca ha fatto. Ora, l'oggetto del contendere è questo contratto che voi vedete, questo è copia originale, ha il sigillo della banca e c'è la firma dell'amministratore delegato. Una cosa singolare è che quando la banca è stata costretta a depositarlo in tribunale, la firma del numero 1 della banca è stata cancellata. Quindi fate voi, ma quello che è più grave non è questa cosa, che è già grave, è che hanno, e non perché lo dico io, perché lo dicono 4 perizie tecniche, superato il tasso soglia massimo previsto dalla legge in tema di usura in sede di sottoscrizione del contratto. Una recentissima perizia, la 4ª, fatta dal dottor Alessandro Govoni del Tribunale di Cremona, dice: come da estratto fotografico sotto riportato nel decreto dei tassi soglia della Banca d'Italia, tasso soglia oggettiva per il terzo trimestre 2018 è di 14,83,75%. Per il tasso indicato in contratto supera il tasso soglia dell'usura oggettiva, determinando usura. Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in recente sentenza, ha effetto penale anche l'usura rilevata alla stipula. Considerando inoltre il tasso annuo effettivo globale indicato dalla banca in contratto, sempre come da estratto fotografico, supera il riportato il 17,38%, che include anche altri costi indicati, come ad esempio il corrispettivo di disponibilità creditizia del 2%. Allora, come sapete, nel calcolo del tasso soglia di usura si tiene conto di tutto, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese. Questo dice il 644 del codice penale. Quindi quando la banca ti propone un contratto bisogna analizzarlo tutto.
Ecco, senta Bellucco, alle sue spalle vediamo delle immagini che voi avete prodotto anche in sede dibattimentale. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta queste risalgono a 3 maggio 2018 e si vede chiaramente i 2 funzionari di banca che sono di fronte e di spalle sono i 2 imprenditori giovani di Padova e 2 funzionari che tentano di convincere i 2 imprenditori a modificare questo contratto e portarlo al 4,70%, quindi al di sotto del tasso soglia di usura. Ma questo quando l'imprenditrice ha mandato una raccomandata dicendo voglio la copia del contratto con le firme, e la direttrice poi manda il contratto e anche dichiara nel video 2 volte che l'ha firmato lei, e quindi siccome il contratto, cioè vengono dette alcune falsità all'interno del video che mi dispiace che non possa per motivi televisivi essere trasmesso, ma per esempio dice come faccio a vedere io le condizioni se prima non metto, come faccio io a vedere, insomma dice alcune cose contraddittorie, perché il contratto deve essere già alle condizioni sotto il tasso soglia di usura, cioè tu non puoi giustificarlo 1 anno e mezzo. Qui stiamo parlando di un contratto sottoscritto il 2 marzo del 2017. Allora è un contratto che è stato già firmato, sì, che per necessità della banca per evitare l'usura viene richiesta una modifica, e qui abbiamo la documentazione. Questa documentazione è stata presentata in tribunale, certo, come testimonianza del fatto che appunto la banca cercava di modificare in qualche maniera un reato che aveva già purtroppo commesso. Ecco. Naturalmente questo è un documento che è passato attraverso il Tribunale, l'altra, certo, volta l'avevamo già annunciato, certo, perché appunto volevamo capire, ma non potevamo farlo vedere ai nostri telespettatori, certo, solamente perché era una testimonianza che andava prima vagliata dal Tribunale e poi eventualmente finito il processo, allora sarebbe diventato una cosa pubblica. Sì, ma per esempio dice non vorrei mica che vada a controllare 1500 contratti in questo video, come a dire che i 1500 contratti di questa banca sono potenzialmente in usura, perché allora c'è stata una recentissima sentenza della Corte di Cassazione dell'ottobre 2018, no, è importante, firmata dal dottor Luigi Alessandro Scarano, che ha detto che l'usura si commette si commette nel momento della pattuizione, quindi non è possibile che la banca possa mettere una clausoletta di salvaguardia e autotutela che dica in ogni caso il contratto non supererà il tasso soglia di usura, come in questo contratto, perché la soglia di usura è già stata superata. Non è che, come ho detto l'altra volta, tu guidi la macchina col tasso alcolemico sopra il limite e dici ai carabinieri passo fra un'ora che mi va giù e mi fate il controllo un'altra volta, oppure addirittura con l'eccesso di velocità, se io supero vado agli 80 quando il limite è 50, torno indietro e vado a 50, che ti ridono in faccia. Lo stesso vale per l'usura, superati i limiti di legge, gli interessi sono sempre usurari. Per spiegare ai nostri telespettatori, quando uno compie in qualche maniera un reato o comunque non si attiene alla legge, nel momento in cui avviene il fatto e non si può procrastinare questo fatto per altri motivi, e di questo ne siamo certi, ma vale dappertutto. Di conseguenza adesso la sentenza qual è? Al testo della sentenza possiamo leggerlo? No, ci vogliono 90 giorni, ma io voglio sottolineare la prova regina. Loro hanno restituito i soldi, il denaro frutto di usura, che loro dicono che me lo sono inventato io. Me lo sono inventato io che cosa? Come ho detto, ci sono 4 perizie tecniche firmate da 4 altrettanti stimati professionisti, tra i quali il dottor Govoni, ma ce ne sono anche altri, la dottoressa Bonvicini di Brescia, il dottor De Miranda di Bari, eccetera, e uno di Padova,
che attestano che c'è stata l'usura contrattuale. Ne ho fatte fare 4, ma ne potrei far fare 4.000, 40.000, 400.000 e sono tutte uguali, perché l'usura contrattuale basta fare un semplice, lo può fare chiunque, non è che ci voglia un professore, un dottorato in economia e commercio eccetera con un indirizzo bancario, lo può fare chiunque, basta prendere le tabelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze di quel periodo, chiedere qual è il tasso massimo applicabile per questo tipo di contratto, ce ne sono 12, va bene, di tassi soglia, e si vede, si fa un raffronto, lo può fare anche diciamo uno scolaro di terza media per fare una cosa di questo genere. Eppure, nonostante tutto, questi qui in banca l'altro ieri, e in tribunale, chiedo scusa, della banca, sono venuti a dire che mi sono inventato le cose. Addirittura in un periodo c'era stato un avvicinamento tra noi e la banca e avrebbero voluto che io pubblicamente avessi detto che mi sono inventato tutto. Non mi sono inventato niente, signori, perché è tutto documentato, è tutto documentato. Quindi è andato bene, questo è il primo grado di giudizio. Sì, certo, ma ecco, dopo vedremo i prossimi. Eventualmente, se dobbiamo fare noi, perché eventualmente la faccio io, se la sentenza non mi soddisfa, faccio io l'appello, che comunque la prescrizione decade a novembre di quest'anno e quindi praticamente i tempi per un eventuale nuovo grado di giudizio non ci sono, quindi vediamo, insomma, ecco. Va bene, allora è andata bene, soprattutto raccomandiamo ai nostri telespettatori che prestare attenzione, perché chiaramente ci sono dei casi in cui questi contratti sono un po' truffaldini e di conseguenza bisogna che sappiano, che imparino a difendersi ed eventualmente sentire il consiglio di un professionista, perché questo può comportare naturalmente un certo disagio economico che può comportare anche un fallimento, come il caso specifico di cui stiamo parlando e di cui abbiamo fatto le registrazioni. Ecco. L'ultima cosa, ultimissima cosa, voglio dire che l'usura commessa in ambito bancario è più grave di quella commessa da un usuraio da strada più o meno organizzato, che rischia da 2 a 10 anni di reclusione. E invece l'usuraio in banca rischia da 2 anni e 8 mesi a 15 anni di reclusione. Ecco, questo devono sapere, e siccome ci sono milioni di contratti non solo di affidamento ma anche di mutuo, perché bisogna ricordare il tasso di mora incide nel calcolo anche se non è stata pagata, perché è una promessa di pagamento. In questo caso c'era un tasso di mora del 20%, quindi va addirittura a esorbitare il 37,38% come promessa contrattuale. Sì, bisogna spiegare ai telespettatori che il tasso di mora cos'è? Che se uno non paga un interesse maggiore, perché aumenta il rischio per la banca del prestito, di avere la restituzione del prestito che ha dato. Quindi la banca ha il diritto di aumentare il tasso. Naturalmente anche questo deve essere proporzionato al rischio che effettivamente ha subito la banca. Ma deve rimanere all'interno del tasso soglia di usura, perché anche quello incide sul calcolo. Allora, se ci saranno novità ne parleremo ancora. Grazie di questa informazione e auguri che tutto prosegua felicemente. Grazie, è stata una battaglia immane, ma sono contento di non aver ceduto alle lusinghe, di chiudere in maniera, diciamo, più o meno amichevole una vicenda che mi vedeva sì, insomma, non dormire la notte. Comunque scriverò anche un libricino adesso su questa cosa qui, con una cara amica che ha scritto anche il primo libro che abbiamo già spedito, cioè che abbiamo già stampato 5 anni fa. Certo, grazie ad Alfredo Bellucco. Grazie ad Alfredo Bellucco, presidente dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Grazie per la sua testimonianza, per il contributo e anche perché sicuramente in questo modo i nostri telespettatori possono avvicinarsi anche a questi procedimenti in maniera un pochino più attenta. E invece proprio per i nostri telespettatori andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, che dedichiamo come sempre alla storia, la dedichiamo a una figura
che è sicuramente stata una protagonista della storia, cioè parleremo di Winston Churchill. A tra poco.